Infatti oggi manifestiamo perché a fronte soprattutto dell'aumento del 5% che è stato deciso dal governo centrale rispetto al Ministero della Difesa, e si parla oggi di spending review, quindi sicuramente di andare ad apportare dei tagli anche dove all'interno dell'amministrazione della giustizia, che ha già comunque un'elevata carenza di personale, tanto che noi già 3 anni fa siamo stati assunti proprio a supporto del personale amministrativo esistente. Torna a farsi sentire anche a Venezia la voce dei lavoratori precari assunti grazie ai fondi del PNRR negli uffici giudiziari. Il loro contratto scadrà tra un anno, ma il rischio è che senza stanziamenti per la stabilizzazione migliaia di questi professionisti vengano lasciati fuori, con la possibile perdita di oltre la metà degli attuali lavoratori in servizio. In Tribunale di Venezia al momento sono in ordinario circa 212 persone, di queste 212 persone sono assunte a tempo determinato 90 persone, queste 90 persone sostanzialmente al 30 giugno del 2026 con la scadenza del loro contratto dovranno tornare a casa. Secondo i dati più recenti si registrano gravi carenze di organico negli uffici giudiziari, cui si sommeranno migliaia di pensionamenti nei prossimi mesi. A livello nazionale le stime parlano di oltre 15.000 posti vacanti nel settore giustizia. I lavoratori chiedono stabilità, dignità e un riconoscimento reale del loro ruolo nel buon funzionamento della macchina giudiziaria. La protesta è un nuovo appello al governo e al Ministero della Giustizia affinché non sprechino competenze acquisite e risorse già investite. Noi chiediamo la stabilizzazione, è necessario che tutte le lavoratrici e i lavoratori precari del PNRR vengano stabilizzati. In questo momento la finanziaria ha messo risorse soltanto per 3.000 di questi precari. E è chiaro che se questo avverrà il Palazzo della Giustizia non potrà, la giustizia in questo Paese non potrà essere garantita.